Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di San Severino Marche in provincia di Macerata. La città prende il nome dal suo patrono San Severino Vescovo. Il comune si trova a 230 metri sul livello del mare e conta più di 11.000 abitanti. Tra i tanti riconoscimenti, San Severino Marche è bandiera arancione del Touring Club italiano. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi San Severino Marche. E con gioia incontriamo il sindaco di San Severino Marche, Rosa Piermattei. Allora, ci presenti il comune di San Severino Marche? Beh, la città di San Severino Marche è una bellissima città. Ha un territorio vastissimo, uno dei più grandi della regione Marche, con i suoi 194 km². Ha un territorio vario, in quanto abbiamo collina, pianura e montagne. Che dire, è una città d'arte, è una città piena di vita, anche se è stata colpita duramente dal sisma nel 2016. Fortunatamente non ha colpito il centro storico e quindi ci ha permesso di andare avanti. I cittadini settempedani sono molto caparbi, sono molto orgogliosi e quindi hanno contribuito e sono stati sempre presenti. Abbiamo una bellissima piazza, una piazza ellittica, e abbiamo un centro storico dove abbiamo musei, dove abbiamo purtroppo, ahimè, il Duomo ancora inagibile. Il Castello al Monte per noi dovrebbe diventare un vero borgo, uno dei più belli d'Italia. Qualche mese fa abbiamo riaperto i Giardini Monumentali Coletti, che è 1,5 ettari di terreno dove sono state piantumate 24.000 piante. Abbiamo un parco per bambini, un giardino, quindi abbiamo tutto all'interno della città. Poi, avendo 56 frazioni, ogni frazione ha una sua bellezza. Dei borghi come Pitino, che ci stiamo lavorando, quindi abbiamo tante cose nella città di San Severino. Poi è una città che ha 11 castelli, di cui 7 sono fruibili. Abbiamo El Cito, che è un borgo, che è il Tibet delle Marche, quindi invito le persone a venirci a trovare. Ho visto poi girando che c'è anche un ufficio attrezzato aperto ogni giorno dell'Associazione Prologo, quindi i visitatori trovano un ufficio informazioni appena arrivano in piazza. Sì, nei prossimi mesi torneremo nel comune istituzionale e la Proloco, gli uffici sono sotto al comune. È una Proloco molto attiva, molto presente, molto felice di crescere anche loro. Insieme alla Proloco possiamo far conoscere la nostra città. Ma qual è il consiglio che lei da sindaco dà al visitatore per meglio leggere la città? Prima di tutto abbiamo un sito istituzionale, quindi da lì si può vedere tutti i ristoranti, tutti i bed and breakfast, gli alberghi, no, dove si può pernottare, ma anche attraverso questi siti si può vedere le tante manifestazioni, sia culturali sia enogastronomiche. È un modo per farci conoscere, ma soprattutto venite a San Severino Marche, perché noi come cittadini accogliamo sempre i turisti come una novità, ma da apprendere, perché dagli altri si impara molto. Grazie sindaco, e noi continuiamo il nostro itinerario, andiamo ad incontrare il parroco della concattedrale di San Severino Marche. Incontriamo Don Aldo Romagnoli, che è il parroco della concattedrale ma anche di altre parrocchie. Allora, ci presenti la comunità cristiana di San Severino Marche? Beh, una comunità cristiana abbastanza vivace, diciamo.
La maggioranza è cristiana tradizionalmente, ma ci sono parecchie persone anche impegnate direttamente nell'aiuto alle varie attività parrocchiali, catechismo ai ragazzi, gruppi scout, movimento di comunione e liberazione, movimento dei neocatecumenali. È abbastanza vivace, diciamo, come partecipazione e come impegno. Lei non la incontriamo nella concattedrale, ma la incontriamo oggi in un luogo simbolo di San Severino Marche. La chiesa di San Giuseppe, che è in piazza, riaperta da poco, è la prima chiesa nella quale io 50 anni fa o un po' di più ho cominciato il mio servizio sacerdotale, allora da vice parroco. Dicevo simbolo perché è una delle prime chiese riaperte, restaurata, sì. E adesso ci sono anche le altre chiese da riaprire. Sì, speriamo, speriamo in particolare per la concattedrale, ma ancora i lavori devono cominciare là. Patrono di San Severino Marche è San Severino, vescovo, VIII secolo circa d.C. naturalmente. Non si hanno moltissime notizie storiche, però si ha sin da tempi antichi, diciamo, la tradizione di una fortissima devozione a questo santo. La sua urna viene conservata in una chiesa non molto lontano da qui, la chiesa di San Lorenzo, che anche per questo spesso è visitata dai pellegrini, diciamo, dalla gente. E nella storia poi qui ci sono ancora adesso le suore di clausura, sono però, le suore di clausura. Ci sono stati vari ordini, no? Sono le suore di clausura di due ordini, le Clarisse e le Benedettine, su in alto, e poi ci sono le suore di Santa Teresa del Bambin Gesù, non di clausura queste, qualcuna di loro collabora anche nella vita parrocchiale, nelle situazioni di necessità o di aiuto possibile. In conclusione, qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza? Abbiate fede, è una ricchezza, porta forza, serenità, gioia nella vita, forza nelle difficoltà che fanno parte della vita di tutti. Fede in Gesù, è Lui il nutrimento del nostro spirito e la forza della nostra vita. Grazie parroco, e adesso andiamo a scoprire alcune tipicità di San Severino Marche. A San Severino Marche anche l'itinerario del gusto merita interesse e lo percorriamo con Alberto Vitali, che è uno chef e ristoratore. Quindi vedo che qui ha preparato proprio le eccellenze culinarie del posto. Da quanti anni lei ha iniziato questa attività innanzitutto? Che sono qui sono 36 anni, ho un altro 5-6 anni di girovagare un po' in giro per l'Italia, qualcosa all'estero, però che stiamo qui in pianta stabile sono 36 anni. Lei ci teneva a sottolineare che qui i ristoranti Sì, San Severino Marche sì, sono infatti siccome parliamo di una trasmissione su San Severino, mi sembra veramente giusto sottolineare come a San Severino abbiamo un'associazione di ristoratori che non è stata mai effettivamente riconosciuta da un notaio, da qualcosa, però ci rispettiamo tutti moltissimo, ci aiutiamo tantissimo sia con il personale sia con esigenze di servizio, di materiali, di tutto, tutti. E allora andiamo a percorrere questo itinerario del gusto, iniziamo qui dagli antipasti. Sì, noi abbiamo due salumerie locali che producono queste cose molto buone. Io qui ho presentato solamente un ciauscolo, un salame di carne e un guanciale, però producono di tutto chiaramente. La croatella d'agnello è un tipico di queste zone, noi la lavoriamo con carciofini e pomodorini, e come antipasto non possono mancare i fritti misti all'ascolana. Qui abbiamo delle creme con delle zucchine e delle olive ascolane, rigorosamente sia i cremini che le olive sono fatte a casa. Per poi continuare con dei primi, il tartufo è un prodotto che qui in zona si trova molto bene, lo stesso vale per i funghi porcini. Qui abbiamo presentato delle crepe al tartufo, dei tortellini rigorosamente fatti a mano da noi ai funghi porcini, dei ravioli con una ricotta fatta da Luca Saro, una produzione locale anche quella, e poi i famosissimi vincis grassi leggermente riveduti, perché nella ricetta originale si parla solo di una cosa in bianco fatta con l'animelle di pollo. Qui ci sono le animelle di pollo, però non è solo bianco, c'è un filo di pomodoro e c'è un filo di besciamella, cosa
cosa che nella ricetta originale non ci sarebbe. Andiamo ai secondi. Una delle nostre vere tipicità, qui parliamo anche del locale stesso, sono i piccioni o le quaglie ripiene. In questo caso abbiamo delle quaglie ripiene con carni miste praticamente, e lì c'è dell'agnello fatto nel forno a legna con delle patate arrosto. Diciamo molto semplice, perché la nostra cucina non è così elaborata, è molto dispendiosa di energie prima, in fase di preparazione, poi in realtà la cucina è molto semplice. Gli oli qui ce ne sono veramente tantissime aziende che producono olio qui, nel territorio settentrionale ce ne sono almeno 4-5 aziende che lo producono di livello altissimo. E poi tanti vini. E i vini noi abbiamo la DOC riconosciuta da diversi anni oramai, e qui c'è un'esposizione di tutti i rossi, e in più l'eccellenza di queste zone è la Vernaccia di Serra Petrona, che è un paese che ci sta al nostro confine. Tra l'altro questa produzione è nel territorio settentrionale. Un invito a venire a San Severino, direi 3 giorni non bastano, perché qui c'è tanta storia, c'è molta vita quotidiana da sviluppare, da fare, perché è veramente possibile passare una giornata piacevolissima. Non abbiamo purtroppo attrattive particolari, abbiamo la natura che ci aiuta molto su questo, e quindi inviterei le persone a venire a San Severino soprattutto per venire a mangiare. Adesso siamo all'interno del Marek, che è il Museo dell'Arte Recuperata, e incontriamo Francesca Caciorgna, che è qui all'interno del museo. Presentiamo il Marek, che è diventato da qualche anno il palcoscenico dei tanti paesi colpiti dal terremoto. Sì, infatti il Marek è un museo che nasce per raccogliere le opere provenienti dal sisma che nel 2016 ha colpito i territori dell'arcidiocesi di Camerino San Severino e che ha reso inagibili 354 chiese della diocesi. In seguito sono partite le campagne di recupero di questi beni, sono stati recuperati 6.450 beni che si trovano attualmente presso vari depositi, tra cui uno anche all'interno di questo edificio, che è il Museo Vescovile, al secondo piano si trova. Principalmente diciamo che dopo aver recuperato queste opere si è deciso poi di rendere disponibili alla fruizione questi beni attraverso un allestimento di una settantina di opere, che però è temporaneo, perché una volta che le chiese verranno restaurate, le opere all'interno del museo ritorneranno nella loro casa. Importante soprattutto è stato anche ricostruire quello che era il legame tra le opere d'arte e la comunità e il territorio, e quindi è stata fatta una strategia di allestimento ben specifica, cioè si è voluto allestire 13 sale non seguendo un criterio di tipo cronologico o tipologico o per eccellenze, ma per luogo di origine. Quindi troveremo per esempio all'interno del museo le sale denominate con il nome da cui provengono le opere dei comuni. E l'itinerario inizia proprio con San Severino Marche e con un grande maestro, Pinturicchio. Sì, si trova nella cappella del palazzo Pinturicchio la Madonna della Pace, una tempera su tavola che è stata eseguita nel 1490 per il Duomo Vecchio di San Severino. Il committente era Liberato Bartelli, che era il priore del Duomo Vecchio. La seconda sala è dove approdiamo? Approdiamo a Castel Sant'Angelo sul Nera, che è una sala in cui sono presenti opere come un crocifisso ligneo e un affresco che è stato staccato da una chiesa, la chiesa di San Martino ai Gualdesi, proprio per recuperarlo e renderlo disponibile alla visione. Dopo Castel Sant'Angelo, dopo la sala di San Severino, c'è la sala dedicata a Pieve Torina, in cui abbiamo delle opere di maestri della scuola di Caldarola come i De Magistris, e poi ci sono 2 sale dedicate alla città di Caldarola, perché è uno dei comuni diciamo più colpiti dal terremoto. Le opere più importanti che troviamo all'interno sono la Madonna del Monte di Lorenzo d'Alessandro, che è un'opera del 1491 che raffigura una Madonna che con il proprio mantello va a cingere la città di Caldarola e una istituzione caritatevole dei frati francescani osservanti, che era un monte di pietà. Poi sicuramente colpiscono anche le sculture lignee di Luca Antonio di Giovanni
Giovanni Barberetti, che era uno scultore di Camerino. Molto particolare è il San Sebastiano, di dimensioni ridotte, che proviene da una chiesa di Castiglioni di Croce, che è una frazione di Caldarola. Era stata fatta per una chiesa di piccole dimensioni e quindi anche le sculture che si trovavano all'interno si adattavano, diciamo, all'ambiente. Andando avanti troviamo la sala di Visso, diciamo una delle parti più impressionanti del museo, perché presenta delle sculture lignee di Madonne con un bambino, in particolare quella che proviene dal santuario di Macereto, in cui possiamo vedere un tenero abbraccio tra la madre e il bambino. Poi arriviamo alla sala di San Ginesio. San Ginesio è stata influenzata moltissimo da dei pittori di origine nordica. Abbiamo questa bellissima tavola dipinta da Pietro Alemanno, un pittore che ebbe moltissime influenze rivellesche. Infatti troviamo per esempio nel suolo della frutta e rappresenta una Madonna della Misericordia che protegge sotto il suo mantello i fedeli, come a dire: pregatemi, perché se voi mi pregate avrete la protezione da me. Continuiamo il nostro itinerario poi nella sala di Fiordimonte e Pieve Bovigliana, in cui abbiamo un capolavoro di un pittore di Camerino che è Giovanni Boccati. Dello stesso autore ritroviamo anche un altro dipinto nella sala di Castelraimondo. Poi ci sono anche altre sale come la sala di Sefro e infine la sala di Sarnano, in cui possiamo trovare sempre altri dipinti. Poi abbiamo un affresco che raffigura il volto santo di Lucca e una scultura lignea di una Madonna con un bambino completamente dorata e policroma. Una domanda che facciamo un po' a tutte le persone che incontriamo: ma che cos'è San Severino Marche per lei? Beh, San Severino per me è la città in cui sono sempre cresciuta, ho sempre vissuto, quindi per me è proprio casa. Diciamo che io è la città dove ho tutti i miei ricordi. Ho vissuto anche in altre città, sinceramente, ma la tranquillità, la spensieratezza e la familiarità che ho sempre avuto in questo paese dalle altre parti non l'ho mai trovata, quindi per me è tutto San Severino. Siamo a San Severino e quindi incontriamo il cardinale Edoardo Menichelli, che è nativo di San Severino, e secondo me non potevamo incontrarlo in un luogo migliore, perché siamo proprio nel suo motto, sotto la luce di Maria. Sì, grazie di questo ricordo che fa, perché sì, il mio motto episcopale è nato pensando a questo santuario e pensando all'altro santuario, che è quello domestico, cioè di mia madre e di mio padre, ma in questo caso di mia madre, che io ho perso all'età di 11 anni. E in quella sera, quando mi fu consegnata questa famosa lettera e si doveva decidere tra dire sì o dire no, tra un po' di godimento per la superbia, perché c'è in giro, e anche il comprendere la responsabilità di quello che dovevo dire, mi sono affidato a queste due madri e mi sono quietato un po' ed è venuto fuori il motto sotto la luce, l'indicazione, l'illuminazione della madre. Lei ha tanti ricordi di San Severino, si è poi trasferito a Roma e senz'altro tanti ricordi sono anche nella chiesa di San Giuseppe. Sì, sicuramente perché il vescovo di quel tempo che mi ha ordinato, Sua Eccellenza Ferdinando Longinotti, che mi ordinò il 3 luglio del 1965, mi diede come luogo di pastorale la parrocchia San Giuseppe, la parrocchia centrale. C'era un parroco non anziano, ma che era anche un po' stanco, e io cominciai lì la mia attività. Adesso c'è stato in questo periodo che sono ritornato, come dire, a casa, qualche uomo che mi ha mandato le fotografie di quel tempo in cui ci si divertiva, tra virgolette, con la mia piccola 500 di quel tempo a portare i ragazzi da una parte e dall'altra, e creò una relazione di amicizia, ma anche
un grande impegno di fede. E condivide le sue giornate qui nel santuario con le suore e con la celebrazione e con le tante persone che vengono a trovarla. Questa è stata un'altra grazia, perché al momento in cui c'era la decisione del cosiddetto arcivescovo emerito, o come si dice adesso, ho parlato con il vescovo di quel luogo di qua, Sua Eccellenza Brugnaro, e abbiamo insieme un po' individuato questo luogo. Da poco, in questo stesso luogo, essendo andati via i padri cistercensi, c'erano le sorelle missionarie dell'amore di Cristo, sono arrivato qua, celebro la messa la domenica alle 11:15, qualche volta anche alle 9:30 e tutti i giorni alle 18:30. Qual è il consiglio che dà al visitatore, al pellegrino che arriva per meglio leggere la città? Tanto se vuol conoscere la città cerchi di guardare, no? Perché ogni monumento ha una storia, no? Anche questo santuario ha una storia. Il secondo passaggio è rispettare una cultura locale. Qui per esempio, questo si chiama entroterra marchigiano, la cultura c'è, non dico che non c'è, però ha bisogno di essere riesaminata, rielaborata, perché questa era una terra di contadini, di lavoratori della terra, no? Di fatica. E all'improvviso, col cammino di tutta l'Italia, la famosa ricostruzione dopo la guerra, si è verificato anche un benessere. Non è sempre facile far incontrare povertà antica e benessere moderno. Bisogna che lì ci sia quella cultura che aiuta a oltrepassare certi limiti o anche certe sbornie che il benessere può portare. Ecco, questa è una fatica che al presente bisognerebbe fare e risvegliare anche un po' il senso della comunità. E in conclusione, qual è il suo messaggio ai suoi concittadini? Molto semplice, tu non disperare mai. Bisogna che noi recuperiamo la forza del Vangelo, che non guarda all'immediato, guarda la storia. Ieri nella Santa Messa Gesù parlava ai discepoli, gli ha fatti i suggerimenti, poi alla fine perché diventiate miei discepoli, è un cammino continuo, dove bisogna incrociare fede e storia, fatica personale e speranza, peccati che tutti noi facciamo con la grazia di Dio. Questo è un cammino veramente da rimpiantare. Grazie, e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle altre bellezze di San Severino Marche. Concludiamo la nostra passeggiata a San Severino Marche all'interno della sala del Consiglio con l'assessore alla cultura Vanna Bianconi, e dobbiamo dire che San Severino Marche ha una storia importante. Nei nostri 5 ingressi settempedani ci sono 2 cartelli, San Severino, che è il classico, e poi Città d'Arte e Bandiera Arancione, perché sono un po' i nostri fari, quelli che ci guidano in questo percorso di ricrescita anche post-sismica e che hanno sempre caratterizzato la nostra comunità. È una zona, quella nostra, del nostro territorio, caratterizzata da insediamenti umani fino all'antico paleolitico nelle nostre campagne. Prova di ciò è al nostro museo archeologico, dove tanti di questi reperti sono stati conservati, custoditi e sono in esposizione. È stata città romana, municipio romano, con la città di Settempeda, a quel tempo ci chiamavamo così, Settempeda i cui scavi sono ancora visitabili e che hanno lasciato durante le invasioni barbariche, perché non era più una zona sicura. Hanno trovato sicurezza al Monte Nero, dove hanno costruito una doppia cinta muraria con tutto un castello al centro, eccetera, e dove la città si è evoluta difesa da questa cinta muraria, appunto. È diventata poi signoria con gli Smeducci, libero comune, sempre in lotta con Camerino, Guelfi e Ghibellini, e poi c'è avuto un lungo periodo di egemonia con il Papa, fino ad arrivare ad essere quello che siamo. Una storia quindi molto vivace. Volevo ricordare che nel 1400, in tutto il secolo, fine 1300, tutto il 1400, una parte del 1500, è stata particolarmente fiorente la produzione artistica. Chi non conosce la bottega di Jacopo e Lorenzo Salimbeni di San Severino, che hanno dettato nel campo degli affreschi nuove regole proprio pittoriche, ma accanto a lui personaggi come il Pinturicchio, Bernardino di Mariotto, Lorenzo d'Alessandro. Ancora oggi nelle nostre chiese, all'interno dei nostri palazzi nobiliari, nei nostri musei, ci sono le loro opere in esposizione. Quindi
aiutata da questo spirito artistico, San Severino è cresciuta molto fino ad arrivare poi ad essere un polo importante da un punto di vista artigianale. L'artigianato si è concentrato a Borgo Conce e quindi le concerie, le vetrerie, gli olifici, gli laterizi, particolarmente presenti a Borgo Conce, ma poi si sono distribuiti in altre zone del paese. E ancora oggi la città è divisa nei due nuclei fondamentali, quello del castello, che rimane la zona panoramica, è la terra dei monasteri, ma è anche la terra del Medioevo, la terra degli Smeducci, della torre civica, ancora con il simbolo della signoria degli Smeducci. E poi c'è il borgo, che siamo noi, perché ovviamente una volta che la città si è popolata e ingrandita ha bisogno di spazio, quindi è scesa, noi diciamo, per le coste. Dove c'è anche il teatro. Ci sono i palazzi nobiliari, alcuni dei palazzi nobiliari più importanti. E il primo di cui le volevo parlare era proprio il Teatro Feronia, un teatro condominiale di legno che poi a metà Ottocento diventa un teatro stabile con il progettista Ireneo Aleandri, che è lo stesso che ha progettato lo Sferisterio di Macerata, quindi un teatro oramai non più di legno ma di mattoni, di cemento, eccetera. E poi a metà del Novecento viene dato al Comune con il patto che il Comune lo restaurasse. Una domanda che ho fatto un po' a tutti, ma che cos'è San Severino Marche per lei? Dunque, come sempre, da ragazza sognavo di andarmene e l'ho fatto, nel senso che ho superato un concorso e quindi sono stata mandata a Riccione, in Romagna, dove sono stata benissimo, ma dopo 10 anni sono tornata a casa, è la mia casa. Grazie, e quindi San Severino Marche vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/Borghi d'Italia e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a San Severino Marche in provincia di Macerata. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.